Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli in apertura del nostro notiziario. Le novità riguardanti la decisione del governo sul taglio delle accise sul carburante, decisione che va decisamente a dare sollievo ai tanti clienti, a tanti utenti che in questi giorni sono andati verso la Slovenia, appunto per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Vediamo il servizio realizzato con le decisioni del governo e le indagini anche della Guardia di Finanza di Trieste. La riduzione delle accise di 25 centesimi decisa ieri dal governo insieme al calo dell'IVA e al contributo della regione avvicineranno fra qualche giorno i prezzi dei carburanti erogati in Friuli Venezia Giulia a quelli praticati in Slovenia. I prezzi finiranno quasi per allinearsi, sarà così meno vantaggioso recarsi oltre confine per fare il pieno. Per il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, quella del governo è una decisione che va nella direzione giusta ma che non risolve alla radice i problemi. A Trieste intanto la Guardia di Finanza ha avviato indagini sui prezzi dei carburanti per verificare eventuali speculazioni su benzina e gasolio. A ipotizzare le speculazioni è stato il Codacons che sabato scorso ha inviato a 104 procure italiane un esposto chiedendo di indagare per i reati di truffa e aggiotaggio in relazione all'aumento del prezzo dei carburanti. Indagini sono state avviate dall'Antitrust e dalle procure di Roma, Cagliari, Belluno, Prato, Ancona, Perugia e Verona. A proposito del decreto legge energia, interviene il presidente della Figis Bruno Bearzi che dice che va modificato, altrimenti i distributori di carburante rischierebbero di perdere fino a 7.500 euro a causa delle accise che hanno pagato sulle giacenze. C'è un po' di delusione, dice Bearzi, nel senso che al di là del taglio delle accise ci aspettavamo venisse riconosciuta una sorta di ristoro per questi soldi che andremo completamente a rimettere. Il numero 1 della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali spiega che la giacenza media può variare dai 10.000 ai 30.000 litri, su cui hanno pagato le accise gli stessi distributori e che dovranno vendere poi al prezzo scontato come previsto dalle norme che entreranno in vigore. È un bagno di sangue, conclude Bearzi, in una situazione già molto critica perché i ricavi sono in calo e i costi in aumento. E invece applaude a questa strada nuova imboccata dal governo Draghi la Federazione Autotrasportatori Italiani che hanno revocato il blocco annunciato per il 4 aprile. Sentiamo il segretario regionale della Federazione Giulio Zilio dopo l'assemblea degli autotrasportatori. Il blocco è stato revocato nel senso che le misure servirebbe di più, servirebbero ancora, bisogna lavorare ancora su alcuni aspetti, parliamo per esempio dei tempi di pagamento, no? Però la dote finanziaria non è irrilevante onestamente, abbiamo visto nel decreto energia 500 milioni d'euro che vengono stanziati. Intanto la Regione conferma il suo impegno e a individuare soluzioni strutturali per i prossimi mesi. La Regione può continuare a fare pressione con il Governo nazionale affinché siano prese delle decisioni strutturali per venire incontro alla carenza di incentivi che non è ancora sufficiente, soprattutto per quanto riguarda il prezzo del gasolio. Dopodiché nel nostro territorio noi soffriamo ovviamente anche la concorrenza dai mercati esteri, oltre che i prezzi che in Slovenia vengono applicati con regimi molto più calmierati rispetto al nostro. L'impegno da parte nostra è quello di individuare anche delle soluzioni strutturali dal punto di vista economico e che potremo mettere in campo nei prossimi mesi e non prima però, ma la partita principale è sul tavolo europeo. La cronaca con un incendio che nella notte ha riguardato un fabbricato con 32 alloggi utilizzati in passato dalle dogane in via Picek a Coccau. Per cause ancora in via d'accertamento il rogo è partito dall'esterno di un terrazzino all'ultimo piano dello stabile. Ha interessato il rivestimento in perline dell'alloggio abitato da una donna che risiede da sola con un cagnolino. È stato lo stesso cane, abbaiando, ad attirare l'attenzione dei vicini che, visto l'incendio, hanno chiamato i vigili del fuoco, giunti sul posto dalla centrale di via Popona Udine insieme al distaccamento di Tarvisio e volontari di Pontebba. Il fuoco è stato circoscritto nella mattinata e l'appartamento è stato dichiarato inagibile. 5 le famiglie evacuate. Ed è di 2 feriti in maniera molto grave il bilancio di un incidente stradale accaduto verso le 22 di ieri sera in via Purgessimo a Cividale. Per cause ancora in corso d'accertamento una Opel ha sbandato ed è finita contro un muretto all'altezza della strada di Madriolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, vigili del fuoco e carabinieri. Una persona è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine, l'altra è stata rianimata a lungo sul posto.
Invece un fatto curioso è accaduto sempre nella notte a Udine in via Pradamano, adesso vedremo, ecco queste le immagini, un'auto infatti è finita in uno scavo stradale, in un cantiere. A ritrovarla questa mattina i vigili del fuoco, del conducente si sono perse le tracce, del caso se ne stanno occupando le forze dell'ordine. Andiamo ora alla periferia nord di Udine, nuova piazza Godia con la sostituzione del porfido con l'asfalto stampato e la pensilina per l'autobus numero 7, oggi l'inaugurazione. È stata rinnovata questa piazza, era tanto tempo, necessitava di un intervento radicale perché il porfido purtroppo si muoveva a causa dell'autobus, perché qui sosta l'autobus, il numero 7, e abbiamo dato una risposta a un problema, non grande, ma insomma un problema che gli amici di Godia sentivano. Questa è la piazza principale, è un luogo importante anche perché oltre alla chiesa, oltre alla sagra, c'è anche un importante ristorante, 2 stelle. Stiamo facendo parecchi lavori su tutte le frazioni, o con l'asfaltatura, con la sistemazione dei borghi, ecco qui siamo nella piazza di Godia, che ha avuto, prima c'erano i cubetti di porfido che andavano un po' dappertutto, ovviamente abbiamo dovuto farci cedere l'area da parte della curia, quindi della parrocchia, il parroco è stato determinante su questo, insieme si è rifatto praticamente tutto il manto, tutta la sistemazione del piazzale con quell'asfalto stampato. E un'altra cosa importante, qui è stata rifatta completamente dopo 40 anni tutti i sottoservizi, no? Quindi lo scrollo delle acque, l'illuminazione, la fibra, e in più sempre in questo posto è stato rifatto anche, che non c'era prima, oltre alle fermate degli autobus con le pensiline eccetera, anche il percorso tattilo-plantare, cioè per i non vedenti, per i disabili. Sarà celebrata lunedì prossimo a Udine, al Liceo Copernico, la giornata nazionale della memoria, dell'impegno e ricordo delle vittime delle mafie. Alla manifestazione parteciperanno il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, e Silvia Stener, nipote dell'agente di scorta Walter Eddie Cosina, ucciso nella strage di Via D'Amelio. Ascoltiamo la professoressa Susi Del Pin che spiega il significato di un evento che Telefriuli in modalità differita renderà disponibile a tutte le scuole e gli studenti del Friuli Venezia Giulia. La giornata del ricordo delle vittime delle mafie è una giornata che non vuole ricordare con i nomi che verranno letti solo le vittime nel giorno della loro morte per il fatto che sono appunto cadute in un contesto così complesso, ma deve essere anche una giornata dell'impegno, cioè deve promuovere in tutti noi la consapevolezza che questa testimonianza dobbiamo portarla avanti con i nostri ragazzi, creando un contesto di non mafiosità anche nel nostro Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo di politica, ci trasferiamo nella destra a tagliamento, si profila una sfida a 4 per il nuovo sindaco di Azzano Decimo. Ieri è stata presentata la candidatura di Angelo Bortolus, espressione del centrodestra, mentre l'ex assessore Paolo Panontin ha sciolto tutte le riserve e guiderà una lista civica. Vediamo. L'ex assessore regionale Paolo Panontin ha sciolto tutte le riserve. Sarà lui uno dei 4 candidati sindaco di Azzano Decimo. Sostenuto da una lista civica, l'avvocato è tornato alla ribalta politica. Sono un uomo maturo con un bagaglio di esperienza, ma credo di avere la stessa grinta, la stessa passione di un ventenne. 2 le componenti alla base della sua scelta. Il principio civico e quindi la libertà da vincoli di partito da un lato, e la passione, l'affetto che provo per questo paese. Sulle priorità è chiaro. Un grande lavoro di relazione da un lato, un grande lavoro di ricucitura delle cose che ancora mancano, ma non il libro dei sogni. Panontin se la dovrà vedere con Angelo Bortolus, geometra sostenuto da Lega, Libertà per Azzano Forza Italia, Progetto FVG e Lista Bortolus. Mi sono candidato perché mi è stato chiesto da molte persone e da tanto tempo. Le priorità per Azzano Decimo sono sicuramente volte all'aspetto del sociale, quindi ci sarà da riorganizzare tutto quel tessuto che è necessario per la crescita di un comune come quello di Azzano Decimo. Gli altri 2 candidati sono Massimo Piccini e l'attuale assessore Enrico Guin. Chiudiamo con il basket. Dopo le fatiche di Coppa la Gesteco Cividale va oltre le difficoltà e batte San Vendemiano in rimonta 74-72. La squadra di coach Pillastrini, tornata al timone dopo il Covid, mantiene la testa solitaria del girone B.
Era veramente una situazione difficile, al di là dell'assenza di... alla fine mancava Enrico Micalic, gli altri c'erano, ma c'erano con Battistini che aveva la febbre, Miani che aveva la febbre, Chiere e Rota che erano in condizioni veramente problematiche. Una settimana di allenamento difficilissima, purtroppo prima il Covid, poi adesso queste bronchiti, poi tutte le partite di Coppa Italia ci hanno costretto ad allenamenti a ranghi ridotti o addirittura a saltare degli allenamenti, quindi adesso abbiamo bisogno di riprendere a lavorare, però intanto abbiamo vinto una partita difficilissima contro una squadra veramente forte come San Vendemiano, abbiamo fra virgolette blindato le prime 2 posizioni. Sono serate come queste che ci fanno capire che abbiamo seminato bene, che questi ragazzi sono sì professionisti perché questo è il loro lavoro, ma giocano per la maglia, per la gente, per il gruppo, per l'allenatore, per la società. Sarà stata terribile un'influenza post finale di Coppa, però quando è stato il momento di vincere la squadra ha deciso di vincere, ha alzato il muro in difesa, ha fatto quello sforzo in più che credo faccia la differenza fra una squadra normale e una squadra magica come magica questa squadra qua. Non ci sono altre notizie, l'informazione di Telefriuli torna alle 19, vi auguro a tutti buon pranzo.